Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te Natalia, grazie, amiche e amici miei, in onda dell'avventura, buongiorno sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, Antonino Danna al microfono con voi, con l'immenso Alex Cereda e la signora Giovanna Scaglione. Buongiorno Alex, per questa quarta puntata, questo quarto speciale Scaglione, eccoci qua. Vai pure, grazie, caro Alex. Grazie, buongiorno a tutti e grazie buongiorno, di cuore. Signora Giovanna, ben trovata. Buongiorno a lei, buongiorno Giovanna, signor buongiorno Danna, che mi dà Antonino. queste possibilità, e buongiorno ad Alessandro, ciao. Grazie. Allora, questa puntata è dedicata a un altro capolavoro di Franco Scaglione, che è la Giulietta Sprint. Sì. È nata sempre nel periodo in cui Franco Scaglione collaborava per Nuccio Bertone. Ricavò questa sportiva che ebbe anche un grande successo nelle corse, quindi un coupé, quindi ricavato dalla berlina un coupé, quindi un'operazione abbastanza difficile, ci riuscì perfettamente in pieno. Tra l'altro lo stesso Scaglione, se ben ricordo, Giovanna, mi diceva che tuo papà ne possedette una. Sì, esatto. Di queste auto. Cosa ci racconti della Giulietta Sprint? Ti posso raccontare che, come molti sapranno, diciamo, l'Uraghi aveva deciso appunto di fare una nuova Alfa berlina che potesse dare una spinta, diciamo, alle vendite dell'Alfa, perché in realtà quello era un momento molto critico per l'Alfa Romeo, quindi aveva bisogno di un modello di auto un po' particolare. Quindi avevano già incominciato a studiare varie situazioni e praticamente era già nata questa Giulietta. Però all'Uraghi all'ingegner Luraghi, non convinceva del tutto. Allora si rivolse a mio padre, a babbo, e gli chiese, dice: signor Scaglione, lei cosa ne pensa di questa nostra idea, di questa... E mio padre, che siccome è una persona molto diretta, però anche molto educata, gli disse: ingegnere, vuole una risposta, diciamo, educata, o vuole una risposta da tecnico? Ovviamente l'ingegner Luraghi disse: no, io, guardi, ho bisogno di una risposta da tecnico. Certo. E mio padre, siccome non aveva pelo sulla lingua, gli disse: come l'avete immaginata finora sarebbe un fiasco totale. Se vi fidate, vi faccio io una proposta, ci penso, anzi ci ho già pensato, e queste sono le mie idee su quella che dovrebbe essere la Giulietta, ovvero sia quella che, se non mi ricordo male, veniva chiamata anche un po' la fidanzata degli italiani. Sì. Perché era per quell'epoca era proprio una chicca. Bellissima. Poi parlando poi con i dirigenti del museo di Arese, circa una quindicina d'anni fa, era il dottor Ragazzi,
che a quell'epoca dirigeva il museo di Arese, mi disse chiaro e tondo, dice: Giovanna, se non fosse uscita in quel momento la Giulietta Sprint, l'Alfa Romeo rischiava veramente di chiudere, perché era un periodo che le Alfa di quel momento non tiravano, per cui aveva bisogno di... Dimmi. Tra l'altro ricordiamo... Sì, scusami Giovanna. No, dimmi. No, tra l'altro a favore della tesi che stai esprimendo, la Giulietta Sprint, quindi leggendo i vari sacri testi dell'Alfa Romeo, fu l'auto che portò l'Alfa Romeo all'estero in maniera ancora più convincente. Fu talmente apprezzata dai francesi, dagli inglesi, dal mercato estero, che non solo risollevò le sorti dell'Alfa Romeo, che ricordiamo che nacque a cavallo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, in cui le auto andavano bene, avevano una fascia medio-alta. Ricordiamo che possedere un Alfa Romeo non era un'auto per tutti, si interponeva tra le supercar e le Fiat, che erano le auto popolari. E la Giulietta Sprint non solo fu accolta positivamente, testimonial di quest'auto, basta vedere i vecchi filmati dell'Istituto Luce, Incom, eccetera, c'erano tantissime attrici e tantissimi attori. All'estero ebbe un ottimo successo, anche perché utilizzata nelle gare di montagna, pista e regolarità, l'auto si dimostrò non solo affidabile, ma molto maneggevole e veloce, oltre ad avere una linea. Io invito tutti ad ammirarla dal vivo, non solo il frontale, guardare la linea del coupé dietro, che è filante, è aerodinamica, e tutt'oggi è una delle Alfa Romeo più richieste in assoluto. E questa è una gran bella cosa, perché dimostra che nonostante la sua età è sempre una macchina che attira l'attenzione, anche se non è, diciamo, una macchina dal punto di vista di quello che poi ha disegnato mio padre nel tempo, non è una di quelle più esasperate, perché diciamo Babbo poi aveva fatto le 3 batte di cui poi parleremo, che quelle sì erano spaziali, ma era una bella berlina. E guarda, ti posso dire una cosa: ha avuto subito un successo incredibile, e le persone cercavano di averla il prima possibile, di poterla avere il prima possibile, al punto che erano disposti a pagarla anche 200-300 mila lire in più, pur di essere messi diciamo in lista prima, perché avevano già una lista talmente lunga che dovevano aspettare, e tanti erano disposti a pagarla 200-300 mila lire in più pur di averla in anticipo rispetto ad altri. Quindi questo dimostra, almeno secondo il mio parere, che era una macchina proprio desiderata, voluta, e per fortuna ha fatto in modo che l'Alfa Romeo riprendesse quella spinta che meritava. Certo. E dobbiamo anche dire che l'auto solo per fare una piccola una piccola puntualizzazione, tanto per inquadrare il periodo. L'anno è il 1954 quando esce la Giulietta Sprint, esce prima della berlina, tra l'altro fu una prima assoluta, perché di solito prima si lanciava la berlina e dopo si lanciava il coupé. E tanto per darvi un numero, 300.000 lire del 1954 sono l'equivalente di 4.800 euro attuali. Quindi stiamo parlando di un'automobile per la quale si facevano delle follie.
anche perché era la prima volta che l'Alfa Romeo scendeva nella cilindrata 1.300, perché a quel tempo aveva solo il 1.900 e credo forse ancora qualcosa delle vecchie 2005 a 6 cilindri di prima della guerra. Quindi era un modo per allargare, diciamo così, il mercato dell'Alfa Romeo e passare da una produzione, non dico semi-artigianale, ma comunque con numeri ristretti, a una produzione di massa. Infatti poi dopo, piano piano, è venuta l'idea di costruire Arese, perché questa era tutta produzione portello. Prego, È scusatemi. vero, è vero, è vero. No, hai Assolutamente sì. anticipato ciò che volevo dire, quindi diamo ancora la voce alla signora Scaglione. E quindi, come ti dico, è stato subito un successo. Come è stata presentata al Salone, hanno ricevuto richieste, prenotazioni di tutti i generi. Non era una macchina che costasse poco per l'epoca, perché adesso non vorrei dire una bestemmia, ma andava intorno a 1,8 milioni, 1,9 milioni, che per quell'epoca era già, diciamo, un prezzo abbastanza elevato. Però sono circa 29.000 euro. Bisogna rapportare anche il periodo degli anni 50, non è solo rapportare il valore, Sì. la vita e, come si dice, il rapporto lavoro-denaro e soprattutto oggi che sembrerebbero il costo minimo, allora con una cifra del genere per l'economia italiana delle famiglie medie era abbastanza alta. Fu anche sì, definita la fidanzata d'Italia perché tutti la esatto, volevano, tutti la desideravano. è Proprio la vero. fidanzata d'Italia, ed era un'auto di grandissime prestazioni, con un peso di poco meno di 900 kg, quindi molto veloce, con un motore brillante, nel 54, quando la concorrenza di interessante non produceva quasi niente. Lo Bisogna so, dirlo. come ti dico, è stata accettata subito, apprezzata, è piaciuta subito. Certo, era destinata per il costo come si può dire, a una clientela già un pochino più economicamente facoltosa. Certo, Ma certo. però ha incontrato e ne hanno fatte, io adesso non mi ricordo esattamente il numero, ma ne hanno fatte tantissime. Sì, molte. All'inaugurazione pare che ci furono il primo giorno 2000 ordini. 2000 ordini in quegli anni, in cui ancora si era prima del boom economico, quindi certo, il valore del denaro era molto più alto. è vero. E spendere quelle cifre per un coupé che non fosse un'auto familiare, una berlina, quando in realtà la berlina è già stata disegnata. E si dice che comunque l'ingegner Scagnoli dovette creare qualcosa che somigliasse ovviamente alla berlina, che doveva andare in produzione a breve, ma che avesse una linea ancora più filante. Oggi, tuttora, collezionisti olandesi, tedeschi, francesi, ma di tutto il mondo, soprattutto anche americani, io vedo molto sui blog americani che si parla della Gillette Sprint, sono letteralmente impazziti per quest'auto che allora aveva prestazioni strabilianti, una velocità, una tenuta di strada che oggi è praticamente un'auto quasi moderna, si guida tutti i giorni, ma con un motore di un certo livello. Diciamo, e lì dobbiamo ricordare. Perdonami se ti interrompo, quello era un po' il leitmotiv, scusate il mio inglese che è molto ipotetico, del modo di lavorare del mio babbo, cioè riuscire a ottenere il massimo dal punto di vista della meccanica e creare un'estetica che comunque desse
una grande soddisfazione a chi comprava la macchina, perché si può avere un'ottima meccanica, avere delle prestazioni strabilianti, quello che è, ma magari l'estetica lascia un po' a desiderare, mentre l'alfista è sempre stato, almeno per quello che ho avuto l'occasione di conoscere io, e in quel periodo, finché Babbo ha lavorato, io ne ho conosciuti tantissimi, gli alfisti vogliono la macchina bella esteticamente, ma vogliono anche la macchina che sia una macchina veramente di pregio dal punto di vista aerodinamico, meccanico. Cioè l'alfista non si accontenta, No. nel senso buono, intendiamoci, il cuore dell'alfista è il cuore di chi vuole veramente una bella macchina, quella che è bello a tutto tondo. Scusatemi, forse sto facendo un discorso un po'... No, è invece la verità che sta se dicendo. sbaglio. Non lo so, è Alessandro, proprio così. se dico magari delle cose che non sono molto chiare, ecco, questo è ascoltiamo con il mio silenzio. sapere e quello che mi diceva Babbo nel tempo, e lui ne era veramente felice, perché diceva sono contento di fare in modo che chi compra la macchina sia soddisfatto sotto tutte le aspettative, Giusto. ovvero sia meccanica, estetica, gli interni curati, perché anche quelli contano, e lui, non lo so, aveva forse un dono naturale, diciamo così, che per lui veniva spontaneo. Ecco. Era un esteta anche, quindi sì, curava sì, ciò che assolutamente sì. piaceva, disegnava ciò che Lui piaceva. era proprio un esteta sotto tutti i punti di vista, e quindi se non piaceva a lui continuava a lavorarci fin tanto che non arrivava a dire così va bene. Sarebbe bello ritrovare l'auto che fu del tuo babbo. Chissà se è ancora in giro, chissà ad averci almeno la targa, se hai una foto, un ricordo. No, purtroppo no. Quindi Purtroppo vabbè, se no. gli appassionati hanno una Giulietta Sprint e guardano sul vecchio libretto il nome di Franco Scaglione, si mettono in contatto con noi, che lo invitiamo ben volentieri alla trasmissione e diamo una bellissima notizia. Sarebbe una gran bella cosa. Anche se ti dico una cosa che probabilmente le persone non sanno, è che Babbo guidava molto bene, e vabbè, anche questo fa parte di un dono di natura, no? Ci sono persone che guidano bene e persone che guidano un po' come capita. Però, nonostante tutto, Babbo cercava di usare il meno possibile la macchina. Lui preferiva andare a piedi, usare i mezzi, il tram, perché a quel tempo a Torino chiaramente non si parlava di metropolitana, l'autobus, perché lui diceva io mentre viaggio sul tram continuo a pensare, mentre invece quando devo guidare, quindi sì, posso pensare, ma quando sono fuori che devo spostarmi da qui a lì, io preferisco usare i mezzi. Infatti molti dicevano, ma scusa, tu che disegni le macchine, dovessi andare in giro, qualcuno addirittura buttava lì la battuta col Ferrari, e mio padre diceva no, non ci penso nemmeno, io ho la mia macchina, ho la mia Giulietta, me la tengo lì, ci porto a fare, come si dice in Toscana,
una girata alla domenica mia moglie e mia figlia, però durante la settimana io al lavoro ci vado col tram o ci vado a piedi. Ecco, Questo per dirti un po' il carattere di mio padre, no? Era un po' io però vi devo dire che l'orologio ci ha raggiunto e quindi dobbiamo chiudere qua. Però sabato prossimo saremo ancora qua, signora Giovanna. Esatto. Grazie. Non so come ancora. ringraziarvi, perché per me è sempre una grande emozione, e do un grande saluto a tutti quelli che ci ascoltano e a voi che mi permettete di poter ricordare Babbo e queste bellissime macchine. A sabato prossimo, sigla. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.